organizzato questa serata per far capire le ragioni dell'autonomia, le ragioni dell'indipendenza e cosa accomuna queste due esperienze. Voi sapete che in Abruzzo di Cadore è in corso una campagna referendaria e il referendum si terrà a fine settimana. Nel referendum si chiede di trasferire il comune di Abruzzo di Cadore alla regione Trentino-Alto Adige. E poi più tardi interverrà una persona del comitato referendario e farà un appello per il referendum, che però faccio anch'io subito, cioè invito gli abruzzani che sono qui ad andare a votare a fine settimana e votare sì per il passaggio del comune di Abruzzo di Cadore al Trentino Alto Adige. È un referendum che ha un significato politico molto forte, perché il comune di Abruzzo di Cadore è l'ultimo comune che chiude tutti i comuni di confine che hanno fatto lo stesso referendum. In alcuni comuni c'è stata una larga maggioranza, in altri un po' meno, però il significato politico è intatto. Quindi vi invito di nuovo assolutamente ad andare a votare per questo referendum, che è una sorta di leva politica fatta per ottenere un obiettivo diverso da quello che chiede il referendum, cioè tenere assieme il territorio e riuscire a costruire la regione Dolomiti, una regione interamente alpina, dove la provincia di Belluno troverà il suo spazio che per la nostra visione deve stare dentro un'area interamente alpina. Quindi già vedete che come premessa qui si parla di indipendenza veneta e di autonomia, sono due cose abbastanza diverse, stasera cercheremo di capire in cosa possono assomigliarsi. Qui abbiamo l'avvocato Fogliata, che è penalista del Foro di Venezia, docente universitario, Roberto Gris dell'Università di Trento e di Verona e Daniele Trabucco, costituzionalista dell'Università di Padova. Quindi io direi di dare direttamente la parola adesso ad Anna Iseppon e poi vedremo, sentiremo i nostri dibattiti. Grazie molte. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere presenti, siete numerosi, è meglio non ci fosse meno perché un'affluenza inferiore, invece dai, sono soddisfatta perché insomma mi rendo conto che la sala di Abruzzo forse è decentrata rispetto a altri luoghi del Veneto, però è importante anche venire qui e parlare. Io sono indipendentista. Sono una blogger, scrivo sul sito vivereveneto.com, non appartengo a nessun partito politico o movimento, sono un cane sciolto, diciamo. Perché parlare di autonomia e perché parlare di indipendenza? Sembrano due temi contrastanti, a volte vedo che anche sui social network ci sono degli scontri tra autonomisti e indipendentisti. In realtà la cosa che ci accomuna è che abbiamo tutti la volontà di essere ascoltati, la volontà di essere consultati anche attraverso il voto per poter decidere quella che sia la forma di governo che fa più al caso nostro. La serata ha un tema ha un titolo che è volutamente provocatorio, no? Con o senza l'Italia? È una domanda che mi sento di rivolgervi proprio, ma non vi voglio dare la risposta. Mi piace pensare che da questa serata scaturirà il dibattito, scaturirà un confronto e l'obiettivo della serata per me sarà centrato nel momento in cui ognuno di voi tornerà a casa con la volontà magari di approfondire una tematica diversa o addirittura con le proprie convinzioni stravolte rispetto a quando è entrato qui. Poi insomma se uno torna a casa con le sue convinzioni rafforzate, benissimo. Mi piace di dare il confronto perché è facile darci ragione quando si va a una serata monotematica. Io ho partecipato a tantissime serate indipendentiste, è veramente facile avere un relatore indipendentista, un pubblico indipendentista o potenzialmente interessato al tema, è ovvio che scatta l'applauso. È più costruttivo invece avere una serata di confronto. Avere una serata di confronto perché affrontando tematiche diverse abbiamo la possibilità di mettersi in discussione e di fare una scelta consapevole, perché solo conoscendo i vari aspetti, è un tema anche molto complicato a volte, solo conoscendo i vari aspetti si può avere quella consapevolezza che è necessaria per affrontare una scelta
difficile come può essere quella della forma di governo che si preferisce. Prima di lasciare la parola a Don Floriano, che ci ha gentilmente concesso il materiale in esposizione qui fuori, se non vi siete fermati a guardarlo all'ingresso, vi invito a perdere un po' di tempo, a investire un po' di tempo per guardare appunto queste stampe e questi libri del Settecento prima di lasciare la sala. Vorrei leggervi un passo di un libro. Il libro l'ha scritto il principe reggente del Liechtenstein e si intitola Lo Stato nel terzo millennio. Questa è la fine del primo capitolo. Il diritto di autodeterminazione, come già ricordato, è sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e perciò doveva, al di là della stretta cerchia di studiosi, diplomatici e politici, essere discusso da un pubblico più ampio. Trovo problematico che i potenti di questa terra non smettano di presentare il diritto di autodeterminazione come un diritto teorico, non applicabile nella pratica. Anche per i potenti della terra ciò crea continuamente più problemi di quanti ne creerebbe se il diritto di autodeterminazione fosse un diritto chiaramente definito sul quale ci fosse il consenso della comunità internazionale. Entro il nostro casato vogliamo essere capi di Stato del Liechtenstein soltanto finché lo vorrà una maggioranza della popolazione e quindi fino a quando godremo di una legittimazione democratica in questo senso. Ciò che conta non è la grandezza dello Stato o se esso sia una monarchia, un'oligarchia o una democrazia, ma se lo Stato serva o meno al popolo. E nel casato, a rigore, è indifferente se il Principato del Liechtenstein è grande 160 km² o soltanto 16. Ciò che conta per noi è piuttosto che gli abitanti possano vivere liberi e felici. Perciò noi dobbiamo sforzarci di creare nel mondo molti piccoli principati, nei quali gli uomini vivano liberi e felici. Per raggiungere questo scopo non c'è bisogno di distruggere i grandi stati, ma di convincerli ad accettare il decentramento politico, al fine di portare la democrazia e il diritto di autodeterminazione all'unità politica più piccola, il comune. Vi invito a riflettere magari su queste parole, su quello che è il diritto all'autodeterminazione, su quello che è il decentramento politico, che secondo me è l'unica soluzione possibile. Lascio la parola a Don Floriano e buona serata. Questa cosa, le domande le facciamo alla fine, facciamo tutte le domande alla fine, invito solo questo. Buonasera a tutti. Essendo un prete, o come si dice sacerdote, che suona più fino, ma è la stessa cosa, volere o non volere rappresenta un po' la Chiesa. Infatti la gente mi dice: ma cosa pensa la Chiesa che tu? La Chiesa ama le persone e ha una idea delle persone, quella che Gesù Cristo ha insegnato, un'idea non individualista e neanche statalista, ma che dà il massimo risalto alla persona e considera questa persona sempre parte di un noi, quindi di una comunità. La comunità non si inventa, è quella che è, non è un gruppo casuale, non è ci troviamo a fare l'indipendenza, è un portiamo avanti la nostra comunità storica. È sempre un camminare in un percorso avviato da chi è stato prima di noi. Possiamo dare una traiettoria più in un senso, più in un altro, ma sempre ci deve essere questa dimensione antropologica, diciamo, personalistica, e della persona come un io parte di una comunità. Adesso vedo che sono andato un po' fuori, perché sono andato sui principi. La Chiesa pertanto non può che essere favorevole, ma a dire indipendenza
è già dire poco, alla piena valorizzazione della persona e delle comunità. Questa valorizzazione ha anche un aspetto politico, in una dimensione più alta, se si vuol dire così, in realtà mi sembra quella meno alta, perché è più lontana dalla persona, che è lo Stato, e in una dimensione più vera, che sono le comunità concrete di appartenenza. Quanto desidererei io stesso che il Cadore recuperasse la sua identità e il suo spazio, e così il Bellunese, e così la Calabria, e il Friuli, e il Sud Tirolo, e tutti valorizzati per quello che realmente sono. Io ho fatto una esperienza negativa sulle mie spalle nel 1985. Per fare il bravo ho scritto un opuscolo intitolato L'inserimento di Zoppé in Zoldo, e avevo ragione dalla prima all'ultima lettera di quello che ho scritto, perché geograficamente Zoppé fa parte di Zoldo, ma avevo torto dalla prima all'ultima lettera perché la dimensione della persona è superiore a quella del territorio, e questo quella volta ancora non l'avevo capito. Poi, permettetemi, sai, per una volta che parlo davanti anche a dei professori, sì. Cioè, la tiro un po' più lunga, ma mi dispiacerebbe non dire qualche altra cosa. È quasi una vergogna che siamo ancora qui a parlare di queste cose, che non siano ancora diventate patrimonio spirituale e morale della civiltà nostra. Dovrebbe essere normale valorizzare le comunità e le persone in quanto membri delle comunità. E c'è una persona anche che viene dimenticata, questa è Dio. È chiaro che si deve avere una visione tollerante, ma quando togliamo un riferimento che va al di là del soggetto, ci mettiamo in una situazione molto pericolosa. Ho osservato che la frase, e non sono stato io a osservarlo ma anche altri e meglio di me, la frase, l'affermazione indiretta tra l'altro che la Repubblica Italiana è una e indivisibile, non è niente altro che una trasposizione, ossia una applicazione alla Repubblica Italiana di una frase che era stata usata dapprima per la Repubblica costituita da Napoleone e durante il contesto della Rivoluzione francese. Ma la frase una e indivisibile è una frase tipica della cultura cristiana, nella quale tutti gli atti, almeno quelli che anche ho visto io pubblici, come gli atti notarili e gli atti di governo, iniziavano varie formule religiose, tra cui questa: in nomine Sancte et individue Trinitatis, nel nome della Santa e indivisibile Trinità. Adesso sembra che la Repubblica Italiana sia una specie di sostituto della Santissima Trinità, che deve essere una e indivisibile. Non avranno fatto apposta, ma capite che siamo in una mentalità tutta diversa da quella che era sempre stata invece patrimonio delle nostre comunità e che ci hanno rubato come patrimonio culturale e spirituale
senza che neanche ci accorgessimo. Ma devo fermarmi qua perché tirerei fuori chissà quante cose. Comunque, chissà che fra un anno, 2 o 3 o quel che sarà, ma non tanti, ci troviamo a festeggiare la ricostituzione piena della Repubblica Veneta. Bravo.